che finalmente venga combattuto la prima mafia che a Catania ha fatto tante vittime economiche, perché quelle quando si fanno vittime fisiche di persone come a Palermo, la mafia è debole. A Catania quando non si fanno vittime ma si fanno affari d'oro, la mafia è forte. E il problema è questo, una città di mare, al centro del Mediterraneo, sotto il vulcano più alto d'Europa, con porto e aeroporto attaccati fra di loro e attaccati anche a un centro storico monumentale di tutto rispetto, sotto il vulcano più alto d'Europa e moriamo di fame. E i nostri figli non possono lavorare ed emigrano. Mi pare che sia questa la vera vergogna. Il porto deve essere restituito alla città, perché per quanto possa essere disamministrata una città, ha sempre un consiglio comunale, cioè ha sempre la città che la controlla. Bene o male, ma lo fa, mentre il porto è autonomo, non deve dare conto a nessuno, non dà conto a nessuno. È una vita che a Catania da oltre 20 anni il porto è stata una realtà a sé stante. E le conclusioni sono quelle che noi abbiamo una darsena che è costata 100 milioni di euro al servizio di noti trasportatori di camion, che tutti noi conosciamo e lo conosce anche l'autorità giudiziaria.